come stai? Bene, benissimo, che bello rivedere anche il pubblico. Hai visto? Come stai? Bene. Tu come ti trovi tra i matrimoni? Allora, si piange e si mangia, si mangia tanto. Si piange tanto e si mangia tanto, sì. Bene, devo dire che è una bellissima opportunità e un bellissimo percorso per me, perché ho sempre parlato dell'amore attraverso le mie canzoni e adesso mi ritrovo invece a vivere un momento comunque bellissimo, che è quello del matrimonio, attraverso le storie dei protagonisti, no? E come ti trovi tra le suocere, le spose, gli sposi? Come ti giostri? Allora, ci sono dei momenti che sono sempre emozionanti, dalla sera prima in cui vado a casa della sposa e dello sposo, oppure quando il papà accompagna la figlia all'altare. E devo dire che mi sono stupita anche nell'emozionarmi quando invece la mamma accompagna il figlio all'altare, forse perché sono mamma anch'io. E poi ci sono dei momenti divertenti e quelli arrivano da metà matrimonio in poi, quando si rilassano e c'è qualche drink di troppo, però ci sta. E ti è venuta voglia di fare anche a te un passo così importante? È stato molto bello, grazie. Visto che sei super giovane e non al ti sei momento mai no, sposata. però un po' mi conosci, nel senso che sono un'eterna bambina sotto questo profilo e l'amore comunque è sempre una cosa bellissima, quindi non lo escludo, mai dire mai nella vita. Allora, noi ci siamo viste un po' di mesi fa, era maggio se non sbaglio, Sì. e mi avevi raccontato un po' di cose. Allora, oggi andiamo a rivedere che cosa mi hai raccontato, vediamo il film. perché sono cambiate un po' di cose. Allora, vediamo cosa mi diceva Anna sull'amore. Aiuto. Non c'è nessuno che ti canta le serenate, visto che si chiama Serenata, il tuo nuovo singolo, non c'è... Dico che la vita va avanti ed è giusto che sia così. Beh, questa è una risposta che fa capire, fa intendere qualcosa. Non confermo, però la vita va avanti. Ma ringraziando Dio. Appunto! Beh, la vita è andata avanti. Ma meno male che la vita va avanti. Sì, perché diciamo che la mia vita è stata messa sempre sotto i riflettori. Poi ero giovanissima perché comunque avevo 18 anni, no? E questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta, anche perché, vabbè, ovviamente ci hanno beccati quest'estate. Lui si chiama Livio. Esatto. E c'era anche mio figlio, quindi per me la priorità assoluta era appunto che si conoscessero, che si creasse comunque un rapporto, prima di vivermi in maniera libera questa storia. E come l'hai vissuta? All'inizio eri preoccupata anche di farlo conoscere a tuo figlio, immagino, perché ogni mamma... Sì, quello è un momento molto importante perché le mamme, secondo me, hanno sempre un po' paura, soprattutto quando hai un figlio che è super mammone, protettivo. È ovvio che cerchi di proteggerlo, no? Però secondo me poi la sincerità paga. Ed è giusto avere un rapporto, non dico aperto con il proprio figlio, perché ovviamente non va bene l'amicizia, va bene tutto, però io sono sempre la mamma, no? Però in maniera anche un po' giocosa l'ho coinvolto e gli ho detto: guarda mamma, ho una simpatia, però è importante che anche tu mi dica il tuo pensiero, se va bene, se non va bene, sai? Così. E devo dire che si sono trovati subito, quindi è una cosa che mi ha fatto stare bene da subito. Ero ovviamente piena di dubbi, perché quando finisci un rapporto e ci sono in mezzo dei figli, cerchi la massima protezione, no? E per me era una preoccupazione ricominciare una storia. Poi è una storia che è cominciata veramente nella maniera più inaspettata possibile, perché ero super cinica, un po' delusa, e poi nel periodo del lockdown siamo rimasti io ed Andrea da soli, avevo appena traslocato e è stato un momento difficile sia per me che per lui. Poi lui ha cominciato le medie, ci sono state una serie di cose in mezzo, però ci siamo fatti forza l'un l'altro e questo rapporto cresce ogni giorno e cresco anch'io, perché anche se ho fatto tutto in maniera veloce sono comunque ancora una donna, una mamma giovane, e quindi cresco anch'io ogni giorno. Sei innamorata? Sì, sto bene. Sto molto bene. Mi fa stare molto bene, mi fa
mi fa ridere, mi fa sorridere e sono contenta. Noi abbiamo trovato un reperto. Cosa? Perché voi avete già suonato insieme, tu Ma e noi ci Livio. conoscevamo da anni. Ah, da anni, avevate già suonato tante volte, Sì. quindi. Non tante volte, un paio di volte. Abbiamo fatto un Sanremo insieme, però non ci siamo proprio calcolati. E poi mi sono messa al lavoro per questo disco, ci siamo incontrati in studio, abbiamo lavorato insieme, poi c'è stato il lockdown e verso settembre-ottobre ci siamo rincontrati per chiudere il disco e niente, nel parlare, nello stare insieme ci siamo ritrovati e niente, da cosa nasce cosa. È stato difficile corteggiarti per i Sì, Renata? proprio un riccio, un riccio super chiuso, super. E la prima foto sui social, immagino anche quando tu hai deciso di pubblicarla, anche quello deve essere stato un momento, cioè lo faccio o non lo faccio? Ovvio, ovvio, ovvio. Quanto ci hai pensato? Un bel po', però diciamo che la fase più difficile l'ho passata. Per me la priorità è Andrea. E quando ci hanno beccati e c'era anche mio figlio, per me è stato un sollievo, perché in quel momento mi sono detta ok, adesso posso vivermi questa storia e devo dire che lui ha rispettato tantissimo le mie scelte, perché ovviamente essendo un personaggio pubblico è ovvio che non hai quella libertà di dire ok, passeggio mano nella mano oppure vado al ristorante e quant'altro, e quindi ci siamo vissuti veramente questa storia nella maniera più pulita e intima possibile e volevo semplicemente che Andrea sapesse prima degli altri. Proprio Giusto. categorica. Ti faccio vedere delle immagini con lui. C'era già feeling? No, zero, anzi. Zero? Zero assoluto, anzi poi abbiamo fatto pochi mesi prima quel Sanremo insieme e a distanza di tempo mi ha detto guarda che ho partecipato anch'io a quel Sanremo. Io ero talmente frastornata perché in quella settimana non ci capisci nulla che non mi ero resa conto che c'era anche lui, c'è una roba assurda. Era invisibile in quel periodo. No, ero presa da tante cose in quel periodo lì e non era un periodo proprio bellissimo per me, soprattutto a livello familiare. Quindi mi dispiace, però non c'era solamente una bella stima artistica, una bella amicizia. E poi la volta scorsa abbiamo parlato anche di maternità. Guardiamo e sentiamo. Ti piacerebbe un giorno, visto che sei giovanissima, ricominciare, quindi magari avere un altro figlio, altri figli? Lo sogni? Sì, assolutamente. 34 anni, quindi da adesso ai 40 anni è una cosa che è un obiettivo nella vita, no? Penso noi donne poi fondamentalmente ce li prefissiamo in qualche modo, no? E non smetto mai comunque di pensare alle cose belle che possono succedere nella vita. Olè! Confermi? Sì, perché no? Vedi, le storie possono finire, però la cosa più bella per me, sarò sempre grata al mio ex compagno di questa cosa, è il fatto comunque che mi ha reso mamma. E io guardo Andrea tutti i giorni e sono grata perché è il mio successo più grande in assoluto. Mi fa piacere, ti prego. Ti chiede un fratellino o una sorellina? No, adesso no, adesso no. Me l'ha chiesto anni fa. Mi fa piangere. Mamma cosa dice? Di cosa? No, di questa nuova Anna, di questo nuovo amore, di questa nuova vita. All'inizio molto preoccupata, come tutte le mamme, perché ovviamente una figlia da sola, con un bambino. Devo dire che, no, vabbè, la foto non me la fate vedere, se no piango. Mi sono stati sempre vicini, sempre. Sempre, sempre. In cui mi sono fatta tanta forza per affrontare delle cose, delle problematiche in famiglia importanti, di salute, però mia mamma ovviamente mi fa sempre sentire figlia.
e forse anche più piccola di quella che sono, perché si preoccupa di tutto in una maniera esagerata, no? Sembra veramente come se io avessi 11 anni invece di mio figlio, a parte che è una nonna super protettiva e quant'altro. Però ci sono stati dei momenti in cui ho tirato fuori anch'io una grinta per sostenerla, e lo facciamo insieme. Come sta oggi? Bene, è una roccia. Ti faccio vedere delle immagini in cui parli di tuo papà la volta scorsa. Papà è stato, diciamo, il tuo pigmaglione, possiamo dire. È il mio Pippo Baudo. Sì, papà sì. Infatti, se non fosse stato per lui, la mia vita oggi non sarebbe questa. Per papà sono Whitney Houston. Diciamoci la verità. Infatti tante volte quando torno a Sora lo vedi proprio che mi dice: vabbè dai, adesso che Andrea ha finito di mangiare, avete fatto i compiti, ma perché non canti una canzone? Cioè lui è proprio orgoglioso. Ama vedermi cantare. Papà è l'entusiasmo in persona. Cioè ogni volta che mi rimetto in gioco, no? Ecco, con una trasmissione televisiva piuttosto che con un disco, è la persona che mi carica, perché ogni volta che lo sento ed è contento e non vede l'ora di vedermi sul palco, mi fa ricordare di quando ero bambina, no? Era lui che mi accompagnava nei concorsi e ci teneva a farmi ascoltare da tutti. Quindi ogni volta è il primo che chiamo. Ovviamente insieme alla mia mamma ed è bello perché mi dà un'energia incredibile per buttarmi in quello che faccio e mi ricorda sempre il motivo per cui ho cominciato. Il tuo papà ti ha voluto rispondere e ti ha scritto delle bellissime parole che ti leggo. Cara Anna, sai quanto io sia riservato, ma in questo momento così felice della tua vita voglio esserci anche io qui per te. Sei sempre stata tosta e determinata e tutti i traguardi che hai raggiunto lo dimostrano. Sono fiero di te, dell'artista che sei, della donna che sei diventata e della mamma splendida che fa di tutto per non fare mai mancare un amore profondo a suo figlio Andrea. Spesso dici che devi ringraziare me per tutto ciò che hai, ma oggi voglio dirti che sono io che ringrazio te per rendermi un padre orgoglioso ogni giorno di più. Ti voglio bene, il tuo papà. Che dolcezza. Devi essere felice di avere un papà e una mamma così. No, sono super orgogliosa di loro perché mi hanno insegnato tanto. Mi hanno insegnato il senso del sacrificio, della famiglia e cosa vuol dire proteggere i propri figli. E tu il tuo lo stai proteggendo? Sempre. Che nonno è? Lo vizia, come tutti i nonni, anche troppo, però ci sta, anche perché vivendo a Roma e loro a Sora e andrei con la scuola, appena posso corro da loro, però quando sono con lui, quando li vedo insieme è una soddisfazione enorme, anche perché sono stata la prima a renderli nonni e quindi è bello averli a fianco, nonostante tutto. Ecco. Hai raccontato a tuo figlio di quando andavi anche tu al mercato, tutto Sì. di quando eri piccolina? Sì, sì. Infatti quando siamo a Sora faccio un po' il giro turistico e dico: lo sai che mamma si metteva con la bancarola delle ciambelle con la nonna qui ogni domenica ad aiutare la nonna al mercato? E lui è curiosissimo, curiosissimo.
Allora, guarda, qui ti abbiamo preparato un regalo che celebra quanto sei dolce come mamma. Ti faccio una domanda. È vero che tu hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali? Lo abbiamo saputo dai giornali. E come hai reagito? Io sono la mamma, no? E il mio dovere è quello di proteggere Andrea. E gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. E io voglio solo la sua serenità, di Andrea. Quindi farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e e come dicevo prima, a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli. Grazie per la risposta. So che finora non ne hai mai parlato. No, mai.